è evidente che ha una storia che noi dovremmo conoscere e ritenere interessante. All'estero la considerano molto interessante. Io con rammarico devo dire che l'Università di Ca' Foscari, e mai li perdonerò per questo, ha abolito la cattedra di storia di Venezia, che c'era. Mi ho fatto in tempo a laurearmi, dopo è stata soppressa. La Warwick University, che è un'università inglese di secondo livello, ha un dipartimento di studi veneziani con una sede in Calle Racchetta, Palazzo Papa Fava, a Cannareggio. La Wake University, che è americana, sta sempre una sede a Venezia. I tedeschi hanno l'Istituto di Studi Tedeschi a Venezia, a Palazzo Barbaro della Terrazza, in Canale Grande. Tutti studiano la storia di Venezia. Perché? Perché uno Stato che ha avuto una storia così lunga merita attenzione. I Veneti antichi, grosso modo, compaiono nella storia attorno al X secolo a.C. E quindi chiariamo subito una cosa: niente hanno a che fare con i Celti. Non sono Celti, non lo sono linguisticamente perché parlano un'altra lingua. D'altronde Strabone, che scrisse la geografia, a un certo punto disse: beh, sì, si vestono come i Celti, mangiano come i Celti, hanno delle abitudini più o meno come i Celti, però parlano un'altra lingua, hanno una cultura diversa. Al che lo storico moderno, contemporaneo, cosa dice? Certo che mangiano, bevono e si vestono, perché abitando un territorio simile, ovviamente la loro cultura materiale è simile, ma sono profondamente diversi. I Veneti sono un popolo che meriterebbe di essere conosciuto, se non altro per la loro diversità. I Romani hanno fatto guerra a tutti per conquistare l'Italia, tranne che ai Veneti. Anzi, con i Veneti hanno sempre avuto un rapporto di alleanza, di amicizia. La fusione tra i Romani e i Veneti avvenne in forma del tutto pacifica e tranquilla. In un certo senso i Veneti si sciolsero dentro l'elemento romano. Ancora nel I secolo a.C., comunque ad Altino, si insegnava a leggere e scrivere nella piazza del Foro, e questa per esempio era una caratteristica unica dei Veneti tra tutti i popoli dell'epoca. Un elemento che per noi dovrebbe essere motivo di orgoglio, di interesse, di approfondimento. Gente che aveva una scrittura e insegnava a leggere e a scrivere. Quanto al nostro Cleonimo, che voleva arrivare a questo santuario, uno può dire: ma insomma, questo qua parte da Corcira, cioè da Corfù, con una flotta composta e armata sostanzialmente a sue spese, perché sono tutti mercenari e avventurieri, per risalire tutto l'Adriatico, risalire un fiume e andare a prendere un santuario. Che idea folle! Non è un'idea tanto folle. Dionigi di Siracusa fece lo stesso con gli Etruschi e il santuario di Pirgi prima di Cleonimo, quindi c'era una tradizione. D'altronde qualcuno scrisse Timeo Danao Sedona Ferentes: temo, ho paura dei greci e dei doni che portano. Era una tradizione molto diffusa nel Mediterraneo. Quando arrivavano le navi greche non si sapeva mai, un po' come quelle fenicie, per che scopo arrivassero. Quindi l'idea c'era. E d'altronde nel santuario di Reitia o Reitia, scusate, io retrocedo l'accento, so che ci sono diverse opinioni, a me viene così, come dico Eraclito invece che Eraclito, perdonatemi, ma mi viene spontaneo far così, non so se sia esattamente corretto. Il santuario di Reitia aveva un tesoro, aveva un tesoro di laminette incise, gli si insegnava a leggere e scrivere. Il tesoro dei Veneti antichi era questa trasmissione del sapere. Un'altra cosa curiosa che dovrebbe renderci oggi estremamente simpatici questi nostri lontani progenitori, perché c'è anche questo da dire: arrivarono, si formarono qua, insomma, dettero vita a una civiltà chiamata Veneta. Da allora rimasero qua, ricevettero moltissimi ulteriori impulsi, mescolanze di sangue e di cultura nel tempo, anche perché, come sapete, la porta d'Oriente, la soglia di Gorizia, è da sempre la via principale per entrare in Italia. Tutti sono passati per la soglia di Gorizia, o del Frigido, dell'Alto Isonzo, come volete chiamarlo. E quindi qua si sono fermati un po' di tutti. I Goti li abbiamo citati, si potrebbero aggiungere i famosi Aeruli che a Ravenna posero fine all'impero romano
d'Occidente, si possono aggiungere, che so, i Longobardi, tra i più celebri, gli Unni, che i Longobardi vi hanno raso al suolo la città, perché se Padova è quella che è adesso, e tutto sommato per trovare qualche pezzo romano bisogna scavare, e gran fatica hanno fatto a ripristinare questo pezzo di arena, lo dobbiamo proprio ai Longobardi, come scrive Paolo Diacono nella sua storia dei Longobardi, quando la prendono, ne fanno tabula rasa. Il vescovo si era già rifugiato in quel di Malamocco, Metamarco, sbocco al mare di uno dei rami del Meduacus, cioè del Brenta, il fiume che, sbagliando strada, Cleonimo imboccò. Perché Cleonimo, risalendo, si trovò di fronte a quello che è il problema che anche Strabone, che anche Plinio il Vecchio descrivono nei loro libri. Questa costa è una costa molto complicata. È una costa dove ci sono un sacco di fiumi che si buttano in mare con dei grandi delta. Il Brenta aveva un grande delta, il Piave aveva un grandissimo delta. Come li vediamo adesso, è il frutto della politica idraulica della Serenissima. Venezia è intervenuta nel territorio modificandolo radicalmente secondo le proprie esigenze. È arrivata a deviare il Po. Taglio di Po, il Po di Venezia è stato spostato perché il suo ramo principale, che usciva alla bocca del porto di Fornaci, buttava troppi detriti in laguna. L'ossessione dei veneziani era l'interramento della laguna. Quindi avevano bisogno di deviare i fiumi. Ma tutta la costa era quindi tutto questo insieme di rami, di fiumi diversi. E l'unico, a dire la verità, che lui avrebbe dovuto imboccare e usciva con un estuario tranquillo era l'Adige, ma si sbagliò o aveva informazioni sbagliate, anche perché gli avevano detto devi seguire la linea dei Colli Euganei, e se voi vi mettete agli alberoni a Malamocco attuale e guardate una giornata limpida, anche non tanto, i Colli Euganei sono proprio lì di fronte e lui seguì quella strada. Non sbagliò di tanto, perché all'epoca l'Adige passava per Este, d'altronde Este si chiama così, a Teste, perché era sulle rive dell'Atesis, l'Adige. Poi con la rotta della Cucca nel 538 d.C. si sposta di 30 km, questo riusciamo a saperlo. Cleonimo quindi risale questo fiume, passa per quello che è il porto principale della principale città veneta. E qual è la principale città? Non è Este, ma è Padova, è Patavium, la più grande delle città venete, la più ricca, che ha uno scalo a mare, neanche più di uno. E qua mai glieli incolse, perché risalendo questo fiume si trova improvvisamente a dover fronteggiare un pericolo. Il pericolo è rappresentato dal fatto che qualcuno informi più a monte del fiume che lui sta arrivando, che stanno arrivando i maledetti Danos, anche perché è vero che esiste una leggenda in epoca umanistica, creata soprattutto da Marsilio, da Padova e da altri, per cui c'è questo mitico fondatore Antenore, ma questa leggenda riprende molti racconti e miti antichi. E cos'è un mito? Un mito è un impasto di storia e di leggenda. Un mito contiene sempre qualcosa di storico. È mai possibile che gli scrittori antichi si siano tutti sbagliati? E riportando questa voce, lo dice Tito Livio, va bene, era padovano, poteva avere un particolare passione per far vedere che Veneti e Romani erano sostanzialmente dei cugini. Ma lo ripete anche Virgilio, che era etrusco per certo. Quindi sì, poteva essere una vulgata diffusa, importante, però di fatto questa voce esisteva. D'altronde noi oggi sappiamo da degli studi linguistici molto difficili, anche perché condotti su assai poco materiale, dal professor Prozauci, da Anna Marinetti, che in realtà questo antico Veneto ci assomiglia proprio un antico. Ci assomiglia moltissimo. Sfortunatamente abbiamo pochissimi documenti, quindi non riusciamo probabilmente a giungere a una conclusione definitiva. Però qualche indizio c'è. E poi perché avrebbero dovuto inventare dal nulla una leggenda di questo tipo?
quando noi a Torcello abbiamo trovato i resti di un emporio commerciale miceneo del 1200 a.C. Allora, 1200 non è un anno a caso, è l'anno che così viene indicato normalmente come quello della caduta di Troia. Miti, leggende, il nostro Cleonimo sta risalendo il fiume. Ma chi è questo Cleonimo? È un principe spartano, termine un po'... Ah no, ma la Sparta non c'è sostanzialmente aristocrazia, ci sono 2 re ereditari che devono essere confermati dagli Efori. È una storia così. Ma gli Efori di Sparta, che sono gente molto severa nel valutare le cose, ha stabilito che il giovane Cleonimo, che è sicuramente coraggioso, che è sicuramente un gran combattente, è inadatto a fare il re di Sparta. E lui cosa fa? Come tanti greci di quest'epoca, va a fare il mercenario in giro. Niente di meglio che un ingaggio in quel di Taranto. Taranto è città dorica, quindi spartana. Lo chiamano per combattere i Messapi, popolazione locale. E lì sembra che incontri per la prima volta dei troiani. E questi troiani hanno le insegne dell'aquila. Sono le aquile delle regioni di Roma, che lo ributtano a mare. Torna a Corcira, la sua base, Corfù, Corcira, Corfù. E là deve stabilire cosa fare. Lui ha da pagare questa gente. E non è che i mercenari dell'epoca fossero esattamente dei gentiluomini, neanche adesso, ma quelli dell'epoca in modo particolare. Ed è lì che matura, nelle baie di Corcira, l'idea di partire all'assalto di questo santuario. Ed è per questo che ieri sera si trovava lungo il Brenta, più o meno all'altezza di quel posto, di quella città che oggi è Dolo, perché è arrivato più o meno fin lì, diciamo fin lì, ha bruciato 3 villaggi nel frattempo e da Padova decidono che è venuto il momento di fermarlo. Hanno però un gravissimo problema, perché l'esercito e soprattutto il suo nucleo principale, la cavalleria padovana, i veneti e gli bei cavalli, celebri per la loro cavalleria, è altrove, è impegnato nella guerra contro i Celti, i mortali nemici che ormai si sono installati stabilmente all'altezza del lago di Garda, il Benacus. Che fare? Perché a Padova sono rimasti giovani e vecchi. Bene, saranno giovani e vecchi che affronteranno sul Meduaco i mercenari spartani e Celti agli ordini di Cleonimo e clamorosamente li sconfiggeranno annientandoli completamente. Non solo, arrivano fino a un luogo che per noi potrebbe essere dalle parti circa di Lova, territorio di campagna nubia, dove probabilmente si trovava il porto di Padova, e catturano addirittura alcuni tre, i cui rostri portano nel tempio, probabilmente ancora dedicato a Reitia, che poi i romani dedicheranno a Giunone. È il tempio antico di Giunone, come ricorda il Torino. E là le mettono accanto alle armi di Anteno. Una vittoria clamorosa, anche perché ottenuta da ragazzi imberbi e da vecchi malandati, contro la migliore tradizione militare del mondo ellenistico. Quindi una cosa di cui essere assolutamente orgogliosi, una vittoria ottenuta per celebrare, per conservare la propria libertà. È una battaglia della libertà contro l'oppressione. È un qualche cosa quindi che va onorato, va ricordato e va onorato. Ecco, la ragione delle manifestazioni di ieri ad Oro e queste di oggi è in ricordo di quella battaglia. Per secoli, per almeno 2 secoli, i rostri delle navi furono esposti nel Tempio Antico insieme alle armi di Antenore. Antenore si fermò su un punto dove 2 fiumi o 2 rami dello stesso fiume giravano attorno a un rialzo, una specie di collinetta. E quel posto disse: ma questo mi ricorda tanto Troia, tanto è vero che diede nome Troia alla città originariamente, quella che noi adesso stiamo calpestando. Quindi c'è tutto un continuo richiamo al mito.
E tra l'altro, curiosamente, ma qualcuno si è mai chiesto il Dardano, progenitore dei Troiani, da dove partì? Il mito ci dice che partì da una città che divenne poi nota come Tarquinia. Quindi c'è un mito quasi circolare, un ritorno alle origini. Questo vale anche forse per i nostri veneti. Tutto dimenticato come i veneti stessi che alla metà dell'Ottocento sembrava non esistessero più. Oggi noi qui ricorderemo con i combattimenti che vedrete, i giochi che venivano celebrati ogni anno in Prato della Valle. Erano giochi navali e terrestri. Noi qua, quando l'amministrazione ci metterà a disposizione delle navi e un bacino, qui faremo quelli navali. Ogni anno venivano, per almeno 2 secoli andarono avanti a celebrare con questi giochi questa grande vittoria, e nel nostro piccolo, diciamo, abbiamo cercato di offrire qualche cosa che potesse, se non altro, suggestionarvi e spingervi ad approfondire un po' la vostra, per conto vostro, questa pagina di storia e le altre pagine di storia, tante, di Veneti antichi e della storia veneto-veneziana, che merita sicuramente di essere conosciuta. Grazie dell'attenzione.